Un grande parco lungo le rive del Sile, un parcheggio dove è possibile lasciare l'auto e poi inforcare la bicicletta e percorrere la Greenway del Sile verso Portegrandi oppure verso Treviso, ma anche un'area di sgambamento di cani e una piazzola attrezzata che in futuro potrà ospitare un chiosco e altre strutture per residenti e cicloturisti. Tutta questa è la riqualificazione dell'area di via Marconi a Quarto d'Altino. Siamo nell'area prospiciente il fiume Sile, un progetto importante in un'area che una volta era una discarica in cui erano stati trovati materiali inquinanti. Ma sentiamo come è stato realizzato questo progetto. Questo parcheggio rappresenta, dal mio punto di vista, il rilancio di Quarto d'Altino. Da qua parte il rilancio. Ha un significato particolare il fatto di essere riusciti a rimuovere tutti i rifiuti che sono stati depositati per anni e ripulita l'area significa proprio ricominciare, quindi ricominciamo con un nuovo slancio e questo parcheggio rappresenta proprio un rinnovo per tanti altri aspetti che vanno a migliorare l'appetibilità dal punto di vista della vivibilità di Quarto d'Altino. Parlo delle ciclabili, parlo del turismo lento, turismo slow, parlo delle attività ricettive, parlo delle passeggiate, parlo dello sport perché di fatto siamo adiacenti al campo sportivo, non è stato fatto casualmente questo parcheggio proprio anche per questa ragione, quindi un'opera strategica sotto tutti i punti di vista che ricordo non è l'ultima. Tra circa 15 giorni, massimo un mese, inizieranno i lavori di sistemazione e sostituzione di tutte le staccionate in legno della Greenway e vengono sostituite con dei parapetti delle staccionate in acciaio corten, quindi praticamente eterne. E tra circa un mese, grosso modo, inizieranno anche i lavori di sistemazione del percorso della memoria. Il famoso ponte adesso verrà sostituito e rimessa in funzione la ciclabile. Questo per dire che si parte dal capoluogo, si arriva ad Altino e si ritorna al capoluogo con percorsi ciclopedonali. Ricordiamo che Quarto d'Altino è un territorio di 28 km quadrati di superficie, circa 50 km di piste ciclopedonali. Ricordo che tra poco partiremo anche con la progettazione della rotatoria che segnerà l'ingresso del paese e permetterà anche l'accesso all'ecocentro col tombamento del fossato che sta proprio qua di fronte, che parte dal cimitero e arriva appunto alla rotonda. Sistemeremo anche l'ingresso al parcheggio, cioè tutta una serie di opere che stanno a significare che questa amministrazione è sul pezzo, lavorerà costantemente fino all'ultimo giorno del proprio mandato per migliorare il compito e il mandato che ci hanno dato i cittadini.